Continua a tenere banco il caso Venturino. Il vicepresidente dell'Ars, in rottura con il Movimento 5 Stelle, annuncia il suo passaggio al gruppo misto. Al centro del polverone la sua mancata restituzione, così come previsto dal regolamento interno ai grillini, di parte dell'indennità da deputato. Un peccato mortale. Viene bollato così dai componenti che fanno parte del gruppo parlamentare di Sala d'Ercole, i quali dal canto loro confermano la volontà di rinunciare a parte degli emolumenti. Ma Venturino si è tirato fuori da quello che era uno schema che noi avevamo cavalcato in campagna elettorale e continuiamo, diciamo, a mantenere. Praticamente la restituzione degli emolumenti in eccesso rispetto a quello che era la somma che noi intendevamo percepire, quindi 2.500 più le spese documentate, non è una regola che a lui piaceva e quindi si è tirato fuori. Venturino esce allora dal gruppo pentastellato, ma non rinuncerà alla vicepresidenza dell'Ars. Sono stato eletto, spiega, anche con i voti dei deputati di altri partiti. Chiederete la presenza all'interno dell'ufficio di presidenza? Beh, quello è difficile. Noi comunque non teniamo alle poltrone. Se noi abbiamo la vicepresidenza o meno, a noi non importa. Sicuramente la vicepresidenza era un ruolo che spettava a noi, che era stato votato, era stato dato a noi, però pazienza, se lui intende mantenerlo, lo mantiene. Sullo sfondo scricchioli di natura contabile ma anche di natura politica, per intenderci il mancato dialogo con il PD a livello nazionale oggetto di numerose polemiche. E allora la domanda nasce spontanea: questi nuovi elementi in qualche modo rischiano di far perdere consenso elettorale al Movimento 5 Stelle? Noi abbiamo recuperato voti non solo dalla nostra base, dai nostri attivisti, ma anche dalla gente comune. La gente comune non sa quali sono praticamente i principi ispiratori del movimento. E tra questi c'è quello che non facciamo alleanze con partiti politici. Attualmente stiamo in assemblea regionale e facciamo alleanze programmatiche, discutiamo sui programmi, sulle idee, ma questo è quello che faremo ovunque. Per cui non riesce a concepire che non ci siano state aperture nei confronti di schieramenti politici a livello nazionale. Capiranno col tempo che il nostro messaggio invece era chiaro: noi siamo un movimento di rottura e non possiamo fare scendere a compromessi col sistema. Andiamo avanti. Abbiamo delle proposte alternative che non sono state prese in considerazione. Sicuramente prima o poi queste saranno portate alla luce. È chiaro che potremmo anche perdere consensi, ma a noi non interessano i consensi, interessa un progetto che stiamo portando avanti e che è destinato ad accrescersi, diminuirsi. L'importante è che noi siamo a posto con la nostra coscienza.